A 40 anni dall'omicidio al magistrato Chinnici, manifestazione a Castrofilippo, si ricorda il carabiniere Bartolotta ucciso nell'attentato. Intanto a Palermo commemorazione ufficiale alla presenza del ministro Tajani. Nominato il direttore del pronto soccorso di Agrigento, il dottor Giuseppe Caramanno, già responsabile della cardiologia. Il consigliere comunale Pasquale Spataro aderisce alla Democrazia Cristiana. Fratelli d'Italia lunedì inaugura la nuova sede del partito in via Gioieni alla presenza di diversi esponenti nazionali e regionali. Al via a Porto Empedocle stasera la rassegna teatrale Vigata Camilleri, a Realmonte gran successo per l'edizione del Gresse. A Cattolica Eraclea il 1° agosto inizia l'appuntamento della rassegna Teatri di Pietra. Si è conclusa la prima settimana di ritiro precampionato dell'Agragas, una panoramica sullo sport agrigentino. Oggi i 50 anni di sacerdozio di Don Melchiorre Cutera, intervista al prelato. Benvenuti all'edizione odierna di oggi del nostro telegiornale. A Castrofilippo è stato ricordato ieri nel corso di una manifestazione la figura dell'appuntato Salvatore Bartolotta, che perse la vita nell'attentato fatto al giudice Chinnici a Palermo 40 anni fa in via Pipitone Federico. Il colonnello Stingo e il sindaco Baio erano presenti, il militare era originario di Castrofilippo. Il servizio del nostro inviato Eugenio Cairone. Palermo come Beirut, titolarono i giornali riportando la notizia della strage Chinnici, il giudice ucciso assieme al maresciallo dei carabinieri Mario Trapassi, all'appuntato Salvatore Bartolotta e al portiere dello stabile di via Pipitone Federico, Stefano Lisacchi. Chinnici era considerato il padre del pool antimafia. Quella di Rocco Chinnici fu anche una battaglia culturale per sensibilizzare i giovani e allontanarli dalle droghe. Il rifiuto della droga costituisce l'arma più potente dei giovani contro la mafia. Ne era convinto Chinnici, che aveva compreso lo strapotere di una mafia che andava combattuta e venne combattuta fino al sacrificio. A 40 anni dalla strage, Castrofilippo, il paese di Salvatore Bartolotta, ha ricordato l'appuntato con una cerimonia alla presenza del comandante provinciale dell'Arma, colonnello Vittorio Stingo, della compagnia di Canicattì, maggiore Luigi Pacifico, del sindaco Salvatore Baio e del presidente del Consiglio Comunale Francesco Lobrutto. Un mazzo di fiori è stato deposto sulla tomba di Salvatore Bartolotta nel cimitero di Castrofilippo. A seguire, nella matrice, è stata celebrata una messa dal cappellano militare Don Salvatore Falzone. La cerimonia si è conclusa alla Scala della Memoria, inaugurata nel 2019 alla presenza di Don Luigi Ciotti. Che dire, rimango sempre affascinato ogni qualvolta vedo l'Arma dei Carabinieri. Dal 1814 fino adesso sono 209 anni che ci difendono tutto il territorio nazionale e internazionale. Siete sempre voi là contro il male organizzato, voi difendete il bene, noi siamo il bene comune perché noi siamo voi, voi siete noi, siamo un tutt'uno. Rimaniamo affascinati ogni volta che li vediamo, perché ogni gesto che condetti noi siamo lì. E quando vediamo i giovani, la prima cosa che diciamo, invitiamo loro a esortare la fortezza, la prudenza, la giustizia e la temperanza, che sono le 4 virtù cardinali che insieme alle 3 virtù teologali della dottrina cristiana devono dare l'esempio positivo sin dai banchi di scuola, la scuola elementare, la scuola media, perché nei 6 può essere troppo tardi. E noi come rappresentanti dello Stato siamo lì a istruirli, a educarli, ogni volta che sbagliano e diciamo sei caduto, rialzati 2 volte, ogni volta che cadi una volta rialzati 2 volte, sempre perseguendo il bene contro il male, e noi difenderemo sempre il bene, che voi siete proprio il bene che ci rappresentate. Colonnello, 40 anni dalla strage Chinnici, Castrofilippo non dimentica Salvatore Bartolotta. Salvatore Bartolotta, oltre a essere
un eroe, una medaglia d'oro al valor civile, è un esempio, è uno dei tanti agrigentini appartenenti alle forze dell'ordine che ha donato la sua vita, così come tanti magistrati, per il bene comune, per la libertà, per la democrazia. La mafia che continua ad esistere e continua a deturpare la bellezza della nostra terra non è più quella di una volta. Oramai è ridotta ad un mucchio di poveri delinquenti e tutto questo lo dobbiamo all'esempio di giudici, di magistrati, ma soprattutto di uomini semplici come proprio Salvatore Bartolotta, un carabiniere, un castrofilippese che non sapeva di morire quel giorno, ma che ha accettato il rischio con la forza del coraggio. E intanto stamani a Palermo cerimonia ufficiale in ricordo del magistrato Chinnici ucciso 40 anni fa dalla mafia. Era presente il ministro Tajani. Chinnici ci ha insegnato come combattere la mafia. Continuiamo su questa strada, il 41 bis, nessuna marcia indietro, ha dichiarato l'esponente del governo in carica. Oggi è il 40° anniversario della strage che nel 1983 scosse profondamente Palermo e l'Italia intera con l'uccisione del giudice Rocco Chinnici, capo dell'ufficio istruzione del Tribunale di Palermo. Con lui morirono anche 2 carabinieri della scorta, il maresciallo Mario Trapassi e l'appuntato Salvatore Bartolotta, e anche Stefano Lisacchi, portiere dello stabile di via Pipitone Federico, in cui il giudice abitava. Questa mattina sono state deposte corone di fiori sul luogo della strage, davanti al Civico 59. Alla cerimonia presente anche il ministro degli esteri e vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani. Papà era, io lo definisco sempre un uomo meraviglioso, una persona di grande intelligenza, di grande sensibilità. È stato un padre amorevole e presente nelle nostre vite, un marito affettuoso ed è stato un magistrato che ha saputo guardare oltre, ha approfondito le sue conoscenze allora sul fenomeno mafioso e si è reso conto che era necessario modificare il sistema, modificare il metodo per contrastare quel fenomeno mafioso così complesso. Iniziò a coinvolgere anche l'opinione pubblica contro le cosche per vincere. Grazie anche alla sua azione poi alla fine lo Stato ha vinto, e quindi a lui dobbiamo rendere omaggio nell'anniversario della morte e credo che dobbiamo anche insegnare ai giovani chi sono gli esempi da seguire, perché la malavita si vince con l'esempio, si vince insegnando alle bambine e ai bambini fin dalla tenera età che cosa significa stare dalla parte dello Stato e cosa significa stare contro lo Stato. E lo Stato deve essere sempre presente, come le istituzioni devono essere sempre presenti. E noi vogliamo vincere, mi pare che i risultati non manchino. L'arresto di Matteo Messina Denaro è una grande vittoria dello Stato, con una grande vittoria dello Stato ogni criminale che viene arrestato. Noi siamo in prima linea, il governo vuole continuare a battersi e non si tocca il 41 bis, non si fa nulla che possa sembrare una marcia indietro rispetto alla lotta contro il crimine organizzato in Sicilia e ovunque ci sia. E il dottor Giuseppe Caramanno, il nuovo direttore del pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, cioè avvenuto solo dopo poche ore dalla conferenza stampa che ieri ha tenuto il commissario Zappia. Il servizio. Il dottor Giuseppe Caramanno è il nuovo direttore del pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Ciò è avvenuto solo dopo poche ore dalla conferenza stampa che ieri ha tenuto il commissario dottor Zappia all'ASP di Agrigento. La direzione strategica dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento ha fatto il punto ieri sui temi della gestione e delle criticità presso il pronto soccorso. E quindi ecco arrivare i primi segnali di conferma alle parole del commissario Mario Zappia. È già stato infatti individuato il nuovo primario della medicina e chirurgia di accettazione e urgenza a riprova dell'impegno di provvedere a coprire il ruolo nel più breve tempo possibile. Si tratta appunto, afferma dottore Zappia, del dottor Giuseppe Caramanno, che ha deciso di mettersi a disposizione per sostenere appieno le necessità aziendali che a far data dal prossimo martedì 1 agosto metterà la propria esperienza e professionalità al servizio del pronto soccorso.
Il dottor Caramanno non necessita certo di presentazioni, essendo una figura professionale ben nota per l'eccellente conduzione negli anni dell'unità di cardiologia UTIC ed emodinamica dell'ospedale di Agrigento. Si tratta ovviamente di una disposizione temporanea, fino all'espletamento delle procedure concorsuali per individuare il nuovo direttore del pronto soccorso, ma il provvedimento giunge ad assicurare immediatamente una guida salda e autorevole al reparto. Per le attività direzionali in cardiologia, solo qualora non fosse possibile attenderle personalmente, si legge nella disposizione di servizio, il dottor Caramanno individuerà un suo sostituto in maniera formale, ancora in linea con quanto annunciato nella conferenza stampa di ieri. La direzione aziendale ha inoltre già deliberato l'avvio delle procedure per l'immissione in servizio presso il pronto soccorso di Agrigento di un dirigente medico di MCAU proveniente dall'Humanitas Research Hospital di Rozzano, che ha espressamente disponibilità all'assunzione dell'incarico nei giorni scorsi. La nuova immissione procederà di poco quella di altri 4 sanitari che in regime di libera professione andranno a dare mano forte in corsia. Il dottor Mario Zappia è soddisfatto e ringrazia il dottor Caramanno per la disponibilità mostrata con senso di responsabilità. La nuova nomina rientra nell'ambito dei provvedimenti che, pur rivestendo carattere d'urgenza, fanno parte della gestione ordinaria di tutto ciò che è stato possibile fare e abbiamo fatto per cercare di colmare le criticità. Il nostro impegno, continua Zappia, è massimo e lo è sempre stato, nonostante le difficoltà di reperire nuovi medici accomuni gli ospedali di tutto il territorio nazionale. Per tutto ciò che rappresenterà nel breve intervento di tipo straordinario per fronteggiare l'emergenza, abbiamo ricevuto dalla Sua Eccellenza il Prefetto di Agrigento, dottor Filippo Romano, indicazioni precise sul prossimo ricorso a medici provenienti anche dalle forze dell'ordine e dall'esercito. Analogamente sarà allestita una tensostruttura esterna limitrofa al pronto soccorso che sarà dotata di ogni comfort che permetterà di colmare alcuni disagi dovuti all'esecuzione dei lavori strutturali di complessivo ammodernamento gestiti direttamente dal governo regionale, assicurando una ricettività di circa 40 nuovi posti letto. Altri posti saranno altresì ricavati, come già programmato grazie alla rimodulazione di alcuni spazi presso i reparti di nefrologia e di medicina vascolare. E sulla nomina del dottor Giuseppe Caramanno è intervenuto il cartello sociale di Agrigento, che afferma come le soluzioni individuate dal commissario straordinario dell'ASP di Agrigento, così come esposte nel corso dell'ultima conferenza stampa, al fine di superare lo stato di emergenza in cui si trova il sistema sanitario agrigentino e in particolare l'organizzazione del pronto soccorso del San Giovanni di Dio, potrebbero essere anche una prima risposta per arginare la crisi dovuta alla mancanza di medici, ma si rimane ancora nel limbo degli annunci e degli auspici, perlomeno, continua il cartello sociale, fino a quando le risorse umane individuate non dovessero manifestarsi concretamente la loro disponibilità e accettare l'incarico. Il cartello sociale al nuovo primario del pronto soccorso rivolge più sinceri auguri di buon lavoro, consapevoli della sfida alta che lo attende, fiduciosi che possa avere un sostegno ampio da parte dei vertici dell'ASP. E passiamo alla politica. Continua la crescita del partito della Democrazia Cristiana ad Agrigento dopo l'adesione dell'onorevole Carmelo Pullara avvenuta la settimana scorsa e dell'avvocato Irene Pilato di Realmonte. Ora è la volta del consigliere comunale di Agrigento Pasquale Spataro. Il servizio. Continua la crescita del partito nell'Agrigentino della Democrazia Cristiana di Totò Cuffaro e di Carmelo Pace e Pasquale Spataro, consigliere comunale di Agrigento, che aderisce alla Democrazia Cristiana. È il primo componente del Consiglio Comunale di Agrigento a passare al partito. L'adesione alla Democrazia Cristiana, dichiara il consigliere Spataro, è una scelta dettata dall'esigenza di dare un nuovo impulso alla politica della città dei Templi, con un partito politico che riassume quei valori identitari basata sui principi della giustizia sociale, dell'etica politica e della solidarietà.
Il mio obiettivo è quello di continuare a offrire ai cittadini, afferma Spataro, una politica credibile e affidabile, e credo che la Democrazia Cristiana sia la scelta giusta per garantire un'amministrazione efficiente e responsabile. Lavorerò sul territorio insieme all'onorevole Pace, che ringrazio per l'impegno costante verso il nostro territorio, portando avanti, come ho sempre fatto, gli interessi dei cittadini agrigentini. In primis il pronto soccorso, che merita una risposta immediata da parte delle istituzioni, i servizi che devono essere garantiti dignitosamente, fino ad arrivare ad Agrigento, capitale della cultura, dove saremo duri e vigili affinché Agrigento non perda questa grande opportunità e non si trasformi in un autogol clamoroso. E continuiamo con le notizie di politica. Si inaugurerà lunedì prossimo, 31 luglio, alle ore 19 in via Gioieni 63 ad Agrigento, la nuova sede del partito di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia. Interverranno alla cerimonia Gaetano Galvagno, presidente dell'Arsi, senatori Salvo Pugliese, Raul Russo e Salvo Saleme, e gli assessori regionali Alessandro Aricò, Francesco Scarpinato. Ovviamente la presenza della parlamentare agrigentina Giusy Savarino. E passiamo ora alla pagina degli spettacoli. Si alzerà stasera il sipario alle 21:30 in piazza Kennedy, nel cuore della città. La quinta edizione del premio Vigata Andrea Camilleri sarà la serata inaugurale, che darà via a una kermesse capace di tenere banco per tutto il mese di agosto, con rappresentazioni teatrali di grande spessore. Abbiamo intervistato in merito il regista Giovanni Volpe. Al via questa sera alle 21:30 a Porto Empedocle in piazza Kennedy la quinta edizione del premio Vigata Andrea Camilleri. La serata inaugurale darà il via a una kermesse capace di tenere banco per tutto il mese di agosto, con varie rappresentazioni di grande spessore messe in scena da compagnie agrigentine ma anche fuori Sicilia. A rompere il ghiaccio sarà la compagnia Il Laboratorio Vigata con l'opera Wei Wei, guidati dal direttore artistico e dall'autore e regista Giovanni Volpe, con Mariano Silvano, direttore organizzativo, e gli interpreti sapranno certamente catalizzare l'attenzione del pubblico. Questa sera partono le manifestazioni legate alla quinta rassegna Premio Vigata Andrea Camilleri. Questa sera apriremo con la novità di tutto il cartellone, perché quest'anno la rassegna si è legata a un laboratorio che è durato quasi 3 mesi e mezzo, al quale si sono iscritti 36 persone, fasce d'età, tutti maggiorenni ovviamente, e di questi 21 stasera andranno in scena, con piccole cose ovviamente a volte condivise, e porteranno in scena il frutto del loro studio. Perché, ripeto, la bella novità di quest'anno è che il teatro a Porto Empedocle diventa anche artigianale, cioè cresce nelle strade di Porto Empedocle, è cresciuto nei luoghi della torre messi a disposizione per il laboratorio, e stasera vanno in scena. Tra un'esibizione e l'altra dei ragazzi ci saranno poi i trailer di tutti gli spettacoli in cartellone e anche qualche ospite. Non mancate stasera alle 21:30 Piazza Kennedy, Porto Empedocle. E sempre a Porto Empedocle, nell'ambito delle manifestazioni estive previste nel cartellone dell'estate empedoclina, ha preso il via a quella denominata Bentornato Emigrato, organizzata da Rino Ciofalo, direttore artistico, e Nuccia Grassonelli, presidente dell'associazione Madame Gra, il servizio. Nell'ambito delle manifestazioni estive previsto nel ricco cartellone dell'estate empedoclina, ha preso il via quella denominata Bentornato Emigrato, organizzato da Rino Ciofalo nella qualità di direttore artistico, e Nuccia Grassonelli, presidente dell'associazione Madame Gra. L'avvio è avvenuto con l'incontro tra i cittadini emigranti, l'esibizione del gruppo folcloristico Fiori del Mandorlo, che con allegria hanno animato e colorato il centro storico empedoclino, la via Roma e le zone limitrofe. L'iniziativa è dedicata a tutti coloro che hanno dovuto lasciare la propria terra alla ricerca di nuove opportunità all'estero. Diverse le altre iniziative previste nel programma, fino a quella conclusiva che si terrà domenica 13 agosto alle ore 21 in piazza Kennedy, con la celebrazione finale di Bentornato Emigrato, che prevede lo spettacolo Io e l'Emigrante a cura del professore Marchica, l'ospite d'eccezione Antonio Di Stefano, Ritorno al passato, quindi una performance live con Rino Ciofalo,
che si esibirà nelle varie hit degli anni 60 e 70, quindi la premiazione degli aderenti al progetto, dei più vecchi e più lontani emigrati, dei più piccoli e più lontani residenti all'estero. Ed eccoci arrivati, ragazzi! E passiamo ora a Realmonte. Ha preso via il GRES promosso dall'amministrazione comunale con il primo cittadino in testa, Sabrina Lattuca, in collaborazione con Don Fabio Majorana, parroco della chiesa di San Domenico, che grazie al coinvolgimento di circa 20 animatrici ha visto l'interesse di circa 120 bambini e le loro famiglie in pieno centro cittadino. Il servizio. Siamo in piazza, continuano le attività di GRES che sono state patrocinate dall'amministrazione comunale, dove famiglie, bambini, animatori e ragazzi stanno dimostrando di volere veramente fare crescere questo territorio nella giusta direzione, che come sempre abbiamo detto è quello della bellezza. Che dire, io ringrazio sempre Don Fabio perché è stato attento, puntuale ed ha dimostrato che essere attenti alle esigenze del territorio, in questo caso attendere le richieste dei bambini, fa sempre la differenza. A seguire ci sarà un'altra attività promossa sempre dall'amministrazione comunale di concerto con le attività presenti sul territorio, che portate avanti da Pietro, lo abbiamo sentito l'altra volta, e ancora una volta la piazza è gremita di gente. Un cartellone bello, un cartellone vario con tantissime attività di carricacina greca, di cultura, di location, dove a fare la differenza è questo cammino su doppio binario: da un lato la cultura e la promozione territoriale, dall'altro la gente, la squadra. Realmonte è tutti noi e continua ad essere tutti noi. Sì, abbiamo quest'anno iniziato questo GRES del 2023 con il tema Ester, una figura di una donna dell'Antico Testamento che ha capovolto le sorti del popolo ebreo. E per noi è una gioia perché il sottotitolo proprio porta Capovolgi il mondo. I ragazzi sono per noi la speranza e danno un po' di freschezza al nostro paese, portano gioia con i canti, i momenti dei laboratori e i giochi, ed è necessario scoprire che proprio in questo periodo ultimamente Papa Francesco ha fatto la giornata mondiale dei nonni, e quindi vuole essere un dialogo dei giovani e i nonni per una nuova società. Siamo 20 animatrici, ogni sera siamo comunque presenti, abbiamo 4 squadre con 4 colori diversi. Le squadre sono un po' amalgamate tra bambini piccoli e ragazzi, arrivano fino a 12-13 anni.
È una bella sfida, quest'anno appunto il GREST è dedicato a Ester e con lei vogliamo capovolgere il mondo e siamo qui pronti a farlo e a farlo sotto le stelle di sera perché? Perché coinvolgiamo, il nostro obiettivo è quello di coinvolgere anche la cittadinanza di Diralmonte, divertendoci con i giochi, con i balli e con pura felicità. È un protocollo d'intesa tra il Comune di Agrigento e la sezione di Agrigento di Italia Nostra, rappresentato dall'avvocato Adele Falcetta, avente per oggetto i documenti e le foto presenti nell'archivio storico comunale. È un materiale di grande interesse che Italia Nostra cercherà di valorizzare, portando i suoi contenuti a conoscenza di coloro che hanno a cuore la memoria storica della città. Questo quanto ha dichiarato il presidente di Italia Nostra, avvocato Falcetta. Al via il prossimo 1 agosto l'edizione del Festival Teatri di Pietra Sicilia 2023 nella splendida cornice di Eraclea Minoa nell'area archeologica in collaborazione con l'Ente Parco di Agrigento, Assessorato regionale Beni Culturali, l'amministrazione di Cattolica Eraclea, diretta dal primo cittadino Santino Borsellino. Si partirà il 1 agosto con l'opera Argonauti, Giasone e Medea, regia di Aurelio Gatti con la partecipazione di Cinzia Maccagnano. Si concluderà il 24 agosto con La Lupa di Giovanni Verga al servizio. Al via il prossimo 1 agosto l'edizione del Festival Teatri di Pietra Sicilia 2023 nella splendida cornice di Eraclea Minoa nell'area archeologica. L'evento è fatto in collaborazione con l'Ente Parco di Agrigento, gli assessorati regionali ai beni culturali, l'amministrazione comunale di Cattolica Eraclea, diretta dal primo cittadino Santino Borsellino. Si partirà con Argonauti di Giasone Medea, da Apollonio, Radio Euripide, drammaturgia di Aurelio Gatti, Cinzia Maccagnano, regia e coreografia di Aurelio Gatti con Carlotta Bruni, Matteo Gentiluomo, Rosa Merlino, Luca Piomponi, Paola Saribas e Cinzia Maccagnano. Quindi sabato 5 agosto è la volta di Ulisse racconta Ulisse di Beatrice Monroe e Sergio Vespertino con lo stesso attore Sergio Vespertino e le musiche di Pierpaolo Petta. Giovedì 10 agosto Arcarnesi di Aristofane, adattamento di Anton Giulio Calenda e Alessandro Di Murro, regia Alessandro Di Murro, con Matteo Baronchelli, Alessio Esposito, Amedeo Monda, Laura Pannia. Quindi sarà la volta di Moavei, 12 agosto, sabato, musica e aneddoti relativi al grande cantante Frank Sinatra, Giuseppe Milici Quartet e la voce narrante Sergio Vespertino. Clitennestra, il processo, si svolgerà domenica 20 agosto, il testo di Alma D'Addario, regia di Sebastiano Tringali, con Carlotta Bruni, Elisa Carta Carosi, Matteo Gentiluomo, Rosa Merlino, Luca Piomponi e Paola Saribas e Valeria Contadino. Quindi il 24 agosto si conclude con La Lupa di Giovanni Verga, coreografia di Carlotta Bruni, musica di Marco Scavoni, narrazione Sebastiano Tringali con Lucia Cinquegrana, Paola Saribas, Matteo Gentiluomo. E per la giornata mondiale dell'amicizia indetta dalle Nazioni Unite nel 2011, la Via della Felicità promuove un messaggio di gentilezza e tolleranza attraverso questo video che vi proponiamo. Ehi ragazzi, andatevene! Imbecille, fai attenzione!
fare? Vai a casa, lascia stare. Non c'è speranza. Vattene. Linea alla regia per gli spot pubblicitari. Incendi nella zona di Marsala. Vi proponiamo un'intervista al sindaco di Calatafimi, il servizio. Io ogni anno uso sempre lo stesso slang, Festival degli Scellerati, quest'anno edizione del 2023, ma come si può arrivare a danneggiare ciò che di buono la natura ci ha concesso a 0 euro? Parliamo di territori che tutto il mondo ci invidia, il territorio di Calatafimi Segesta, il parco archeologico di Segesta. A chi ci guarda a livello regionale cosa diciamo? Guarda, lei ha detto bene, bisogna usare un'altra parola, che è quello che ci stanno rubando la nostra bellezza. E io lo dico ancora una volta, lo grido e lo griderò ovunque, in tutti i tavoli, regionali, provinciali, nazionali. Bisogna istituire un pool di magistrati, perché non è più un problema che riguarda quello che alla nascita è stato un coordinamento salviamo i nostri boschi, ma qui è un problema che riguarda salviamo la nostra bellezza, ma ancora di più salviamo direttamente i nostri centri urbani, salviamo le nostre chiese, salviamo le vite umane, perché qui è un attacco scellerato, criminale, mafioso verso tutto questo. La Chiesa è scesa in campo con il presidente della CESI, Monsignor Raspanti, e quando scende in campo la Chiesa significa che davvero si è toccato, secondo me, il gradino più basso dell'incoscienza umana dei piromani. Ma io credo che non sia solo un fatto di piromani. Si è arrivato a un livello veramente devastante, siamo stati devastati ovunque, dentro, fuori, nei beni, in tutto. Questo livello non era stato mai raggiunto. L'attacco è chiaro ed è un attacco criminale, è voluto, è scientifico, quindi o si tratta l'argomento per veramente per quello che è arrivato oggi come fenomeno, o altrimenti non abbiamo nulla da fare. Noi possiamo solo difenderci, ma nello stesso tempo essere inermi a un attacco dove ci rimane, ripeto, solo difenderci. C'è gente che se ne frega, c'è gente che se ne frega nonostante la tecnologia venga messa in pratica, droni, telecamere termiche. C'è un territorio, la Sicilia, disseminata di telecamere, e c'è gente che non se ne frega un bel niente, è davvero criminale, perché il disegno l'ha detto poc'anzi lei, i criminali, questa mafiosità. Continuo a ripetere, non è più un problema di salvare i nostri boschi, oltre ai boschi ormai dobbiamo salvare le nostre città, dobbiamo salvare tutto quello che è la nostra bellezza. Cioè, abbiamo visto a Palermo, è andata in fumo una chiesa dove veniva custodito addirittura il copatrono di Palermo. L'attacco è ormai su tutti i fronti. Lei deve pensare a una cosa, Calatafimi, io da sindaco già è il secondo anno consecutivo che richiedo al Ministero, attraverso i bandi che ogni anno escono, le telecamere. Quest'anno avevo inserito, nessun altro l'aveva fatto, le telecamere territoriali proprio per la lotta contro gli incendi boschivi. Non abbiamo ottenuto il finanziamento perché non c'è un indice di delittuosità grave. Io credo che il più alto indice di delittuosità il Ministero lo deve porre sul reato ambientale. E passiamo dallo sport. Si è conclusa con un amichevole in famiglia a tutto campo allo stadio Seneto di Agrigento la prima settimana di ritiro precampionato, 2 tempi ridotti e 5 reti in totale, un centinaio di tifosi a seguire la squadra. Sentiamo il servizio.
Si conclude con una briosa amichevole in famiglia a tutto campo allo Stadio Seneto di Agrigento la prima settimana di ritiro precampionato dell'Acragas. Mister Marco Coppa ha schierato inizialmente una squadra con la casacca arancione, capitanata da Cipolla, Lama e Litteri in attacco. Una formazione in canotta bianca guidata da Sanseverino e Trombino, 2 tempi ridotti e 5 reti in totale. A seguire la prima uscita della squadra dell'Acragas, un centinaio di tifosi, sugli scudi l'attaccante Litteri, il suo primo gol con doppietta finale per il bomber catanese che ha colpito ancora una traversa. A segno per i bianchi l'attaccante Trombino sul rigore, i giovani Marrale e Sansardo. La squadra biancazzurra tornerà ad allenarsi il prossimo lunedì 31 luglio. Le interviste a mister Marco Coppa, al direttore generale Graziano Strano. Mister Marco Coppa, oggi prima amichevole in famiglia a tutto campo per l'Acragas, quale indicazione hai tratto dopo una settimana di ritiro? Oggi più che altro avevo bisogno di vedere un po' tutti a tutto campo, appunto perché non abbiamo avuto modo di vedere molti di quelli che si sono aggregati durante questa settimana, quindi oggi è stata un'opportunità per rendermi conto di più eventualmente di cosa c'è bisogno e comunque per conoscere meglio qualcuno. Come procede la preparazione fisica dell'Acragas? No, devo dire bene, ma soprattutto a me le indicazioni le danno i ragazzi più grandi, i giocatori più grandi, stanno bene, si sta lavorando con allegria, con entusiasmo, si sta faticando come giusto che sia, però c'è grande armonia. È ancora presto per dirlo, ma che Acragas sta venendo su? No, è troppo presto per dirlo, ci sono delle buone potenzialità in tutti i reparti, c'è da lavorare tantissimo, abbiamo fatto soltanto 5 giorni in effetti di lavoro effettivo, ma non abbiamo ancora iniziato praticamente a lavorare sotto il profilo tattico, abbiamo fatto poco e niente e dalla prossima settimana incominciamo a fare sul serio, come si dice, però ci sono veramente buone prospettive. L'organico è completo oppure manca ancora qualcosa? No, l'organico io credo che sia quasi al completo, io ho grande fiducia per i ragazzi che sono dentro questo spogliatoio ogni giorno, per quello che mi stanno dando, per la loro disponibilità, per la loro professionalità. Poi è pure vero che con l'andare dei giorni può cambiare qualcosa, giochiamo a calcio e il calcio è uno sport che si rinnova giornalmente, speriamo di non avere mai infortuni, però l'organico è quasi al completo. Oltre 30 giocatori in ritiro, in organico, quando avverrà la prima necessaria scrematura? No, io credo il prima possibile perché non so dirti il giorno esatto, ora lo stabiliamo insieme alla società, però il prima possibile perché in questo momento siamo un po' tanti e per incominciare a lavorare come voglio lavorare io ho bisogno di lavorare con un numero giusto di giocatori per incominciare, ripeto, a fare le cose per bene e poterle fare nei tempi che mi interessa fare. Quando vedremo la tua Acragas? No, spero il prima possibile, sicuramente ho dei giocatori che, ripeto, da un punto di vista della disponibilità sono dei giocatori abituati a recepire velocemente e il fatto di avere questa capacità di recepire alcuni concetti, alcuni principi mi agevola il lavoro. Io mi auguro il prima possibile di vedere un Acragas che almeno faccia la domenica metà delle cose, e forse sto esagerando, ma in parte delle cose che facciamo durante la settimana. Già mi basterebbe una piccola percentuale, già sarebbe tanto. Nella prima uscita abbiamo visto tutti insieme Litteri, Trombino e Jama. È possibile vedere questo tridente pesante anche in campionato? No, assolutamente no, hai dimenticato forse anche qualcuno, io spero di poter vedere anche qualcun altro insieme a loro. Direttore Graziano Strano, questa mattina all'Esseneto la prima amichevole in famiglia a tutto campo dell'Acragas. Che squadra hai visto? Che squadra sta venendo su? Io credo che oggi il parterre di pubblico che era all'Esseneto in tribuna ha potuto ammirare delle giocate importanti di quei vecchietti, no? C'era qualcuno che diceva che Jama, Litteri erano vecchietti, ci tengo a dirlo per i ragazzi perché sono dei professionisti, a 4 giorni che sudano e oggi sono stati forse gli unici 2 che non sono usciti e non hanno fatto cambi,
Devo dare un plauso a tutti i grandi che hanno trascinato questo nucleo di juniores, vedi San Severino, Trombino, Veneroso, Eceverria, Litteri e Giama hanno fatto qualcosa di importante, Ferretti, e abbiamo dimostrato che il buon Santorusso è riuscito ad amalgamare una squadra veramente importante. Quindi il mister sta lavorando, si lavora in sinergia, il gruppo si sta formando in una maniera coesa, quindi siamo contenti del lavoro fatto. E non sono parole di circostanza, ho avuto la fortuna oggi di vedere più di 100 persone in tribuna che ammiravano i propri calciatori, quindi sono felice per il lavoro svolto dal mister, dal direttore Santorusso e da tutti quanti noi che spendiamo le nostre energie da più di 2 mesi qua ad Agrigento. Mercato chiuso oppure farete qualche altra operazione sia in entrata che in uscita? Questa è una domanda che devi fare al direttore Russo, non perché non voglia rispondere, tu sai benissimo che mi occupo di tutt'altro e poi della supervisione. Io spero che il gruppo che si stia formando rimanga questo, perché poi subentrano anche paradossalmente degli affetti, convivendo e coesistendo con loro subentra un afflato, quindi io spero che egoisticamente il gruppo si sia formato. Aspettiamo Morimoto che in settimana deve arrivare, abbiamo fatto tutte quelle procedure impressionanti che ci sono volute, grazie all'intervento del presidente Deni siamo riusciti a sbloccare una situazione che sembrava statica e permanente. Io credo che in settimana Takayuki fossi qua, sarà qui con noi, e quindi che ben venga. Ecco, Morimoto cosa può dare a quest'Akragas? Ma se Morimoto dà quello che stanno dando Litteri e Giama, mi preoccuperei per qualcun altro. Ascoltiamo ora il collega Carmelo Lentini che ci aggiorna sulle ultime novità delle squadre agrigentine. Arriva un terzo portiere in casa Akragas, si tratta di Antonino Busà, catanese, classe 2002 e quindi classificabile come senior. Il ragazzo nell'ultima stagione ha difeso i pali del Canicattì, almeno sino a dicembre 2022, e pure quello del Ragusa del girone di ritorno, accumulando in totale 14 presenze. In passato ha fatto parte degli allievi e dopo quella della Peretti del Potenza per 4 stagioni, transitando nella stagione 2020 con il Siracusa. Per quanto riguarda il Licata, dopo Benny Calaiò, Alessandro Cappello e Matteo Lanza, altre importanti riconferme per il Licata del riconfermato Pippo Romano. Per la prossima stagione ci saranno Riccardo Rotulo e Calogero Minacori, 2 calciatori chiave dell'ultimo campionato gialloblu. È assai probabile che il prossimo ritiro precampionato partirà il 31 di luglio ad Enna e si protrarrà sino al 13 agosto. Scendendo ancora di categorie, l'esperto attaccante esterno Benedetto Iraggi nel prossimo campionato di eccellenza indosserà la maglia dell'Unità Sciacca. Un importante colpo di mercato per la società del presidente Pasquale Bentivegna, che adesso si candida a pieno titolo tra le big del prossimo torneo. Classe 1989, Iraggi nei recenti campionati è stato protagonista di ben 4 promozioni di fila in Serie D, le ultime 2 con Canicattì e Siracusa. In casa Empedoclina si sta allestendo una squadra giovane, robusta in tutti i reparti. Sono arrivati in queste ultime ore Luca Zambito, classe 2005, centrocampista, uno dei profili più interessanti della provincia agrigentina. Invece in prestito dall'Agrega si è arrivato il centrocampista classe 2003, Pasquale Fiannaca. Lo scorso anno il ragazzo era in forza al Castel Termini in promozione, disputando un'ottima stagione. Contemporaneamente, sempre la società Granata ricorderà il proprio indimenticabile capitano Marco Ferrera con il terzo memorial il prossimo martedì prossimo alle ore 21, appuntamento in piazza Kennedy. In prima categoria l'Aragona ha completato la propria rosa di calciatori e stilato il calendario per l'inizio della stagione. Dopo tante riconferme si sono aggregati alla squadra Mariano Cordaro, Vincenzo Intelicato,
Francesco Lentini, Antonino Di Benedetto e Raimondo Marrella. Prossimi appuntamenti: il 1 agosto ci sarà il lancio della campagna abbonamenti, il 19 ci saranno le visite mediche, il 21 inizierà invece il raduno precampionato. Per il 26 agosto, grande presentazione della squadra alla città e ai tifosi. E compie 50 anni di sacerdozio Don Melchiorre Putera. Sentiamolo in questa intervista curata dal giornalista Salvatore Pezzino. Ricorre oggi il 50° anniversario della sua ordinazione presbiterale. Don Melchiorre, cosa ricorda con particolare emozione di quella giornata? Ricordo che siamo partiti dalla parrocchia in cui io sono nato e cresciuto, la parrocchia Maria Santissima del Monte Carmelo, tutti i sacerdoti, i fedeli, in processione ci siamo recati nella chiesa madre di Casteltermini, la chiesa gremita all'inverosimile perché l'ordinazione avveniva in paese. Ad ordinarmi è stato il vescovo Monsignor Giuseppe Petralia e Don Salvatore Russotto era il ceremoniere. Ci siamo vestiti e mentre eravamo in processione per andare all'altare per iniziare la celebrazione, il vescovo, questo ricordo questo particolare, il vescovo chiese a Don Russotto, gliel'abbiamo dato a questo ragazzo la licenza dall'età, avevo 23 anni e l'ordinazione allora avveniva a 24. E il Don Russotto rispose: me ne sono dimenticato. Va bene, dispensato, mi disse mentre ci avviavamo all'altare. È stata una celebrazione solenne, alla presenza dei sacerdoti del paese e di qualche comunità vicina, ovviamente dei familiari e di tanta gente. Ricordo che un mese prima della mia ordinazione era morto l'arciprete della Chiesa Madre, Monsignor Antonino Padalino, ed è stata una celebrazione solenne, emozionante, è stata una celebrazione che ancora oggi ricordo con tanta trepidazione. All'interno della Chiesa Agrigentina lei ha ricoperto diversi ruoli, ha avuto incarichi anche di un certo prestigio, al quale si sente più legato da un punto di vista sentimentale? Devo dire che i vari superiori hanno avuto troppa fiducia nella mia persona, non riconosco di avere tutte quelle qualità per avere ricoperto tutti questi ruoli. Buon loro, sono stati molto fiduciosi, ma l'esperienza a cui sono molto legato certamente è quella del seminario, perché nel 1973, quando ero ancora diacono, l'allora padre Tortorici rettore, Monsignor Zampito, attuale vescovo emerito, era padre spirituale, mi chiamarono a collaborare con loro come animatore degli studenti di teologia. Dopo di loro è stato padre Diliberto a chiamarmi come vicerettore e successivamente anche padre Veneziano. 33 anni trascorsi in seminario. Ho avuto anche il piacere di fare da guida ai seminaristi come rettore per ben 9 anni. 33 anni trascorsi in seminario e quindi capisci bene che è un'esperienza che mi è rimasta nel cuore e che ricordo con tanto piacere. Don Melchiorre, rettore del seminario, parroco della cattedrale di Agrigento, poi tanti anni in curia come vicario generale. Si può dire che c'è un rapporto strettissimo dal punto di vista fisico tra lei e il centro storico di Agrigento? Penso di sì, perché ho vissuto quasi tutta la mia vita nel centro storico. Subito dopo l'esperienza del rettorato in seminario e in contemporanea svolgevo il servizio come giudice al Tribunale Ecclesiastico e regionale e diocesano. È stato Monsignor
Ferraro, terminato il servizio in seminario, a volermi in cattedrale come parroco. E ricordo che allora la cattedrale era chiusa. Il primo impegno è stato quello di adoperarmi per fare riaprire la cattedrale. Abbiamo avuto dei finanziamenti e l'abbiamo riaperta. Come pure ricordo con piacere la ristrutturazione della bellissima chiesa di Santa Maria dei Greci, che abbiamo riportato allo splendore attuale. Ma ovviamente non sono queste le attività che più ricordo, bensì quelle pastorali. Abbiamo ricreato in cattedrale un bellissimo gruppo di giovani e a poco abbiamo riaperto l'oratorio e, appoggiandoci al seminario che aveva le strutture, ci siamo adoperati per portare avanti tante bellissime attività con i ragazzi, con i giovani, con le persone. Dopo tanti anni di lavoro in curia come vicario generale, è ritornato a fare il parroco. Che emozione ha provato per questo passaggio? Sì. Ricordo intanto la bella ma difficile esperienza di vicario generale con il cardinale Montenegro. Sono stati 11 anni. Mi ha dato tanto questa esperienza perché ho avuto modo di visitare tutte le parrocchie della diocesi, di affrontare le problematiche pastorali, ma a volte anche amministrative di tante parrocchie. Ho avuto la gioia e la fortuna di svolgere questo ministero che mi ha tanto maturato anche nella mia conoscenza della pastorale e del territorio. Ovviamente non sono mancati i problemi, non sono mancate le difficoltà, ma queste si mettono sempre in conto quando si svolge un ministero così a largo raggio. Terminata l'esperienza con il cardinale Montenegro, subito dopo la elezione a vescovo coadiutore dell'attuale Monsignor Damiano, il vescovo mi ha mandato in questa comunità di San Vito. Non nego che è stato per me un piacere venire in questa comunità. Già c'ero, per la verità, perché da vicario avevo collaborato con Monsignor Lupo e anche con Dorrino Lauricella. Diventare parroco di questa comunità per me è stata come vivere una seconda giovinezza, perché mi sono trovato dinanzi una comunità bella, una comunità, anche se devo dire che ormai San Vito non è più la comunità di Padre Parisi, è una comunità piuttosto di anziani, è una comunità in cui tante persone, soprattutto i giovani, ormai sono andati via per vari motivi, una comunità in cui sono presenti nel nostro territorio tante realtà di professionisti o anche di uffici vari. Comunque stiamo cercando, con la collaborazione dell'attuale Consiglio Pastorale, Consiglio Affari Economici, dei vari gruppi che stiamo cercando di portare avanti una pastorale soprattutto evangelica, dando spazio soprattutto alla parola di Dio, perché mi sono accorto che c'è tanta sete di parola di Dio, ma nello stesso tempo c'è poca conoscenza di questa parola. Quindi un po' con la parola, un po' con le adorazioni, un po' con i ritiri e con le catechesi stiamo cercando di portare avanti la nostra pastorale. Con i bambini e con i ragazzi stiamo iniziando un'esperienza di oratorio. Spero che il Signore mi dia la grazia e le forze di poterla portare avanti, ovviamente insieme e con la collaborazione dei nostri parrocchiani. Bene, tanti auguri. Grazie a tutti voi per il vostro affetto e per la vostra presenza. Bene, come ultima notizia vi annunciamo che oggi pomeriggio alle ore 16 e replica domani alle ore 12 andrà in onda su TVA uno speciale sul nuovo codice degli appalti con ospiti il giudice del CGA Nino Caleca e l'avvocato Michele Cimino, esperto in diritto amministrativo. E questo è tutto per l'edizione odierna, vi diamo appuntamento alle prossime e vi auguriamo un buon fine settimana.